C'è una norma del decreto che dice a piscine aperte del 1° di luglio, però è pur vero che sulla zona bianca, a mio avviso, varrebbe la pena di considerare di aprire anche le piscine, visto e considerato che altre attività si aprono. E questo potrebbe valere, se il principio fosse questo, anche per tutte le altre attività, parchi tematici, parchi acquatici e quant'altro. Beh sì, è esattamente il quesito che stiamo facendo. Il nodo di queste ore è tutto qui e non è affatto un dettaglio. Con l'ingresso quasi certo del Veneto in zona bianca dal 7 giugno bisogna capire se le limitazioni ancora in vigore fissate dalla cabina di regia di lunedì decadranno in automatico, fatta eccezione per uso delle mascherine e divieto di assembramenti. Per Zaia la linea non può che essere quella di riaprire in sicurezza, ma riaprire. Se lo chiede a me io spero proprio di sì, anche perché ricordiamo che noi se andiamo in zona bianca ci andiamo perché per 3 settimane facciamo contagiati sotto i 50 su 100.000 abitanti a settimana. Questa settimana dovremo esserci, altre 2 settimane, e quindi per noi, se siamo in zona bianca per 3 settimane, se non abbasseremo la guardia significherà ad esempio perdere il coprifuoco, vuol dire che dal 7 giugno noi non avremo più il coprifuoco in Veneto. Ma lo stesso mosaico delle riaperture, dice Zaia, non può lasciare nessuno indietro. Resta il grosso problema delle attività sospese come le discoteche, che magari a qualcuno potrà anche fare sorridere. Le discoteche rappresentano un contesto economico importante per il Veneto e anche di promozione turistica. Tornando alle piscine, la questione per il presidente è emblematica perché sta assumendo un significato politico. Penso che oggi il tema delle piscine sia assolutamente gridi vendetta, cioè pensare che la piscina è chiuso, resti chiusa quando non c'è assembramento e comunque ci sono delle linee guida. C'è il cloro sul quale c'è anche letteratura scientifica che parla dell'azione disinfettante comunque e della massima igiene che c'è in una piscina. Io penso che si debba rivedere questo punto, ho l'impressione che stiano diventando delle posizioni ideologiche non più sanitarie. Zaia torna sul concetto più volte ribadito di convivenza con il virus, convivenza favorita dai numeri della campagna vaccinale. Dobbiamo anche prendere atto che le vaccinazioni stanno cambiando il corso della storia di questo coronavirus. Basti pensare che i vaccinati in Veneto non si vedono più negli ospedali. Quindi la vaccinazione sta funzionando. Resta però il problema della puntualità delle consegne con la mancata fornitura del lotto Moderna che ha rallentato la campagna in alcune ULSS del Veneto. Diciamolo fino in fondo, noi abbiamo una capacità vaccinale di 100.000 vaccini al giorno, ce ne forniscono 200.000 a settimana, abbiamo già detto tutto. E non se ne esce. No, non se ne esce anche perché noi abbiamo una macchina da guerra, abbiamo 1.300 persone che vaccinano e approfitto per ringraziarli tutti. La macchina da guerra c'è in Veneto, ci mancano le munizioni che sono i vaccini. Siamo all'ultimo miglio, Presidente. Ma io direi incrociamo le dita perché con questo coronavirus non è mai finita, però insomma anche pensare che la fase della convivenza sia iniziata.